In 31 beccano una denuncia penale, sono saliti sulla Marna Bianca della Scala dei Turchi che è sotto sequestro. Cercasi nuova nave quarantena, emergenza arrivi e fuggitivi. Sale il numero di contagi in Sicilia, dei soldi in finanziaria la Sicilia non vede un euro. 11.000 gli aspiranti supplenti siciliani, ma le cattedre in Sicilia sono quasi inesistenti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo il blitz di ieri da parte dei militari dell'Arma alla Scala dei Turchi sono fioccate le denunce. Nel dettaglio i militari hanno accertato la presenza sulla Marna Bianca di 31 soggetti provenienti da varie località siciliane e diversi cittadini stranieri responsabili del reato di violazione dei sigilli, trasgressione punita dal codice penale con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ancora violazioni alla Scala dei Turchi, denunciate 31 persone che rischiano ora 3 anni di carcere. Questo quando verificatosi nel fine settimana. Si è registrato infatti un notevole elevato afflusso di bagnanti e di turisti. Da lì i controlli scattati da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. La Marna Bianca è stata infatti nuovamente presa d'assalto nonostante la presenza delle barriere di interdizione, dei cartelli monitori e i totem informativi collocati a cura della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento che indicano il divieto d'ingresso dovuto alla misura cautelare imposta dall'autorità giudiziaria. L'attività di controllo è stata coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con in testa il colonnello Giovanni Pellegrino, dal comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Gennaro Fusco. Ha visto l'impiego congiunto dei militari della stazione dei Carabinieri di Realmonte e della Capitaneria di Porto Empedocle, che hanno accertato la presenza sulla Marna Bianca di circa 31 soggetti provenienti da varie località siciliane e diversi cittadini anche stranieri, i quali sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria, poiché si sono resi responsabili del reato di violazione dei sigilli, trasgressione punita ai sensi dell'articolo 349 del Codice Penale, con la reclusione che va da 6 mesi a 3 anni. Alla vista dei militari intervenuti, i tanti turisti presenti si sono allontanati velocemente via mare e via terra e nel giro di pochi minuti la scogliera era priva di turisti. Questi soggetti, transitando dal mare o scavalcando la recinzione e mettendo a rischio la propria incolumità, si sono ostinati a scavalcare la recinzione che è risultata diverte in più punti, violando così i sigilli posti a tutela del sito di notevole pregio ambientale e disattendendo le ordinanze di interdizione per salire a ogni costo sulla famosa scogliera. Come è noto, la Scala dei Turchi è stata interdetta dallo scorso 27 febbraio a seguito del decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal procuratore della Repubblica, dottor Luigi Patronaggio, in quanto vi è un concreto pericolo per i turisti, per i bagnanti, in considerazione dei numerosi crolli che hanno interessato l'area nell'ultimo periodo. La Scala dei Turchi ogni anno d'estate subisce una pressione antropica notevolissima. È necessario e urgente fare dei controlli. Noi avevamo chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento, che l'aveva posta sotto sequestro, e al custode giudiziario di aprire la zona attualmente in sicurezza, con ingressi assolutamente contingentati. Ad oggi ancora aspettiamo una risposta. Sono trascorsi 3 mesi dal varo della finanziaria di guerra, come l'ha definita il governo Musumeci, e a oggi non un euro è stato speso. Imprese, famiglie, comuni e comparto turistico attendono da maggio aiuti per quasi 800 milioni di euro, soldi che Palazzo d'Orleans non ha mai avuto in cassa perché deve recuperarli da una riprogrammazione in corsa di fondi europei e di fondi statali. Lello Casesa. Sono trascorsi 3 mesi dall'approvazione della manovra finanziaria del governo Musumeci, ma nessun euro è arrivato nelle tasche di famiglie, imprese, di comuni e l'intero comparto turistico cercano disperatamente di andare avanti in attesa degli 800 milioni di euro promessi.
È l'ennesima querelle tra la regione siciliana e il governo centrale da un lato, dunque il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, che dichiara di non aver alcuna responsabilità non avendo ancora ricevuto nulla, nessuna proposta, e dall'altra gli uffici di Palazzo d'Orleans violentemente attaccati dal governatore, che non hanno prodotto nessuna documentazione al proposito, in quanto si aspetta una riprogrammazione dei fondi europei e statali da ricevere nelle casse della regione. Nel mezzo naturalmente ci sono famiglie, imprese e comparto turistico che non riescono ad andare avanti e che rimangono in attesa dei fondi per gestire l'emergenza. La giunta Musumeci ad oggi ha soltanto programmato la spesa su 400 milioni di euro, cioè la metà di quelli in attesa, soldi da utilizzare per acquistare materiale per la didattica a distanza, per potenziare le sedi delle scuole, per combattere la dispersione scolastica, per aiuti alle imprese, per il sostegno dei loneggiatori con conducente e per il turismo, fondi di circa 75 milioni di euro. Si tratta di fondi europei per i quali occorre ottenere un via libera da Bruxelles, che non è assolutamente semplice. Dopo un primo approccio con i funzionari europei nel pieno dell'emergenza, adesso i tecnici vogliono sapere nello specifico come si stanno spendendo i soldi e verso quali misure concrete di aiuto e sviluppo. Girolamo Turano, assessore alle attività produttive, assicura la disponibilità a pubblicare bandi per 130 milioni con aiuti e finanziamenti anche a fondo perduto. L'altra riprogrammazione da 400 milioni di euro non è ancora stata portata in giunta, dovrebbe servire a coprire le spese con aiuti ai comuni per compensare le minori entrate ed i fondi per i prestiti agevolati alle famiglie. Questo ritardo ha naturalmente penalizzato l'isola per una mancata programmazione pubblicitaria che avrebbe consentito, come fatto da molte regioni italiane, una più veloce ed efficace ripresa economica dopo l'emergenza. Sale ancora il numero dei casi di coronavirus in Sicilia con 14 nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. Il dato è reso noto ieri sera dal Ministero della Salute. Secondo il quadro riepilogativo in Sicilia i pazienti ricoverati con sintomi sono 20, ieri erano 15 e 2 sono in terapia intensiva per un totale di 22 persone in ospedale. Il numero di quanti invece sono costretti all'isolamento domiciliare passa da 164 a 173 e le persone attualmente positive sono 195. Sale così a 3.193 il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia. Sono infine 1.508 i tamponi processati nelle ultime 24 ore e non si registrano decessi. Incubo immigrazione, scappano dall'Africa, arrivano e poi scappano dai centri d'accoglienza. Lampedusa, Agrigento, Caltanissetta alle prese con centinaia e centinaia di extracomunitari. Si accende il dibattito politico. Lello Casesa. Ieri la fuga dei 118 migranti poi rintracciati e riportati al CARA di Pian del Lago di Caltanissetta, allontanati dalla struttura. Ricordiamo che i migranti erano obbligati a rispettare la quarantena. Le forze dell'ordine hanno lavorato tutta la notte per rintracciarli e stanno continuando le ricerche in tutta l'isola. Questa notte invece sono arrivati in 114 soccorsi su 2 barconi sbarcati a Lampedusa, mentre la Guardia Costiera rintracciava 70 tunisini su un'imbarcazione. Contemporaneamente la Capitaneria avvistava un altro barcone con a bordo 44 extracomunitari, trasferiti tutti al centro di accoglienza in contrada Imbriacola, che attualmente ospita 650 persone. E monta dunque la polemica politica anche e soprattutto dopo l'arrivo della leader della Lega Matteo Salvini. Alcuni lampedusani stanotte, con in testa Angela Maraventano, storica rappresentante della Lega, hanno bloccato simbolicamente l'unica strada d'accesso al molo commerciale. Sono intervenuti immediatamente gli uomini della Digos, i poliziotti dell'immigrazione e i carabinieri. Abbiamo bloccato tutto, non entra nessuno e non esce nessuno, è stato detto durante la protesta, mentre era in corso uno sbarco. Chiediamo 2 aerei per trasferire immediatamente questi migranti che sono sull'isola perché siamo in pericolo, ha detto ancora Angela Maraventano.
Anche la ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini, è intervenuta nella polemica. A Lampedusa non c'è nessuna emergenza migranti. Dicono che siamo invasi per un vantaggio politico. Nicolini sostiene che l'isola è piena di turisti. Venite a vedere via Roma o le spiagge, venite a vedere se incontrate un migrante, dice. I problemi di questo paese non possono essere urlati. La Nicolini se la prende anche con l'attuale sindaco Martello, che sta facendo strumentalizzazione politica esattamente come Salvini. È diventato sindaco facendo la guerra dell'accoglienza, chiedendo di chiudere il centro, e invece è l'unico modo per mettere in sicurezza la comunità. Ora vuole fiscalità di vantaggio, ristori per i pescatori, ma oggi sono state trasferite centinaia di persone e l'emergenza è già cessata. Il Ministero dell'Interno ha bandito una nuova gara per reperire una nave per la quarantena dei migranti che sbarcano sulle coste italiane. L'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e o comunitaria è stato pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti e le offerte sono attese entro le ore 12 di mercoledì 29 luglio. La nuova gara si è resa necessaria dopo che le precedenti si sono concluse a vuoto. 11.000 circa gli aspiranti supplenti siciliani, ma nell'isola le cattedre da occupare sono esigue o addirittura inesistenti. I dettagli nel servizio. Sono in migliaia gli aspiranti maestri e docenti siciliani a candidarsi per una supplenza di lunga durata, eppure sull'isola, ma questa è storia vecchia, le disponibilità di cattedre vacanti da occupare per un arco di tempo relativamente lungo sono pressoché inesistenti. Nessuna, infatti, figura alla primaria e nella scuola dell'infanzia, solo 679 invece i posti nella scuola secondaria, e comunque nulla che si possa paragonare alle migliaia di cattedre che residuano dopo le immissioni in ruolo nelle regioni settentrionali. La cattedra, almeno in Sicilia, nonostante tutte le difficoltà che il caso impone, continua ancora a raccogliere consensi. Essa infatti assicura uno stipendio di tutto rispetto, soprattutto dopo la crisi occupazionale innescata dall'emergenza in corso da coronavirus. In soli 2 giorni, dal 22 al 24 luglio scorso, comunicano dall'ufficio stampa del Ministero, le 9 graduatorie provinciali dei supplenti delle 9 province siciliane hanno raccolto oltre 11.000 iscritti. La novità che ha fatto scattare la corsa alla domanda rigorosamente online e, come apprendiamo dai colleghi di Repubblica, sta nel fatto che queste nuove liste consentano anche agli aspiranti supplenti non abilitati di inserirsi in un elenco provinciale, offrendo agli iscritti la possibilità di concorrere per le supplenze annuali e fino al 30 giugno di un'intera provincia. Per inoltrare la propria candidatura c'è tempo fino al 6 agosto prossimo. In tutto il territorio nazionale sono state presentate 141.000 domande. Il dato disaggregato per provincia di nascita non è stato ancora reso disponibile, ma guardando i numeri delle altre regioni è logico concludere e pensare che parecchi siciliani hanno chiesto di iscriversi al nord o nelle regioni più grosse del centro Italia. Le nuove graduatorie sono organizzate in 2 fasce. La prima comprenderà tutti i docenti abilitati all'insegnamento per le classi di concorso scelte e per la parte del sostegno provvisti di specializzazione. Nella seconda fascia si inseriscono coloro che sono sprovvisti di abilitazione all'insegnamento per la specifica disciplina o ordine di scuola. Si può presentare domanda in una sola provincia e per la scuola dell'infanzia e primaria, continuano sempre dal Ministero, la seconda fascia accoglierà gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di scienze della formazione primaria, già dunque in possesso delle competenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio, mentre alla scuola secondaria potranno iscriversi gli aspiranti in possesso della laurea magistrale o abilitati in altre discipline. Un po' di Sicilia in Cina, un progetto per l'esportazione dei prodotti locali. Vediamo. Ottimo il riscontro commerciale che ha avuto l'iniziativa portata avanti nel fine settimana dall'UPAE, Unione Produttori Agroalimentari Italiani, in tandem con il SORI, Sovrano Ordine Reale d'Italia, che si è svolto presso un noto albergo cittadino che ha visto presenti il sovrano Giovanni Federico II e il presidente dell'UPAE Francesco Stanzione, tante le aziende siciliane interessate al progetto Cina, per gli imprenditori che vogliono allargare i propri confini commerciali con la grande nazione cinese.
Un grande e vasto mercato, come hanno spiegato i rappresentanti della società Cina Shanghai Import-Export in collegamento via Skype, che hanno illustrato le varie fasi istituzionali e regolamenti per poter esportare in Cina. Ma le fasi essenziali, prima di tutto, è quello di avere dei consensi dei produttori, degli imprenditori di agroalimentari, anche perché senza di loro non potremmo poi portare avanti quel progetto in Cina. Detto questo, stiamo facendo questo discorso per uno sviluppo commerciale molto importante in Cina, dove abbiamo già un mercato pronto e aperto. Dobbiamo soltanto convincere queste persone molto brave, perché da quello che ho visto io e ci ho parlato al telefono, sono persone che vogliono, hanno tutto l'interesse di crescere. Anche perché qui, da quello che vedo, c'è poco mercato, anzi il nostro Stato italiano purtroppo premia più quello che viene da fuori che quello che abbiamo noi qui all'interno. Allora, questo come possiamo fare noi per arginare quel problema? Prendere il prodotto italiano e portarlo all'estero. Inizialmente stiamo cominciando con la Cina. Faremo anche un altro mercato, sicuramente sarà un mercato molto importante anche quello, che è quello lì americano, però lì ci stiamo ancora lavorando sopra. Imprenditori agroalimentari li aspettiamo a braccia aperte, perché per loro veramente potrebbe esserci un futuro più roseo. Il mercato cinese è un mercato enorme, come diceva la dottoressa in collegamento, per cui si va da zone molto calde a zone molto fredde, per cui diciamo c'è un ampio mercato cui il nostro prodotto si può ben inserire. Certamente, proprio perché comunque la Cina è talmente grande che il clima varia molto. E di conseguenza anche per quanto riguarda questa serie di alimentazione. C'è un'alimentazione più grassa, più zuccherina, come aveva detto la dottoressa, e c'è un'alimentazione più fresca, che potrebbe essere anche un discorso dell'agroalimentare siciliano, perché in Sicilia comunque non fa freddo, fa caldo, perciò tutto quello che è la filiera dell'agroalimentare cinese dovrà andare verso il sud, sulla parte mare, dove fa più caldo in realtà, perciò sarà più alto quella zona lì. Quindi c'è un sito internet, Vupai, chi vuole interessato può mettersi in contatto direttamente con voi. Esatto, noi abbiamo un sito internet istituzionale dove risponderemo a tutte le loro domande, qualunque siano, e dove c'è anche un modulo per l'iscrizione, però prima di iscriversi noi siamo contenti che ci fanno delle domande, perché iscriversi è un impegno, dopodiché noi faremo del tutto per mantenere quell'impegno e portarli avanti il meglio possibile. Quindi in questo momento di crisi, giusto per concludere, un mercato enorme, vastissimo, potrebbe essere la soluzione appunto per i nostri produttori dell'agroalimentare? Noi ce lo auguriamo e speriamo di sì. Noi abbiamo tutte le armi per poterlo fare. Adesso dobbiamo soltanto convincere diciamo, gli imprenditori a credere e a crederci e a credere anche in noi, insomma, ecco, questo che è una parte difficile. Allora, noi abbiamo iniziato tutto questo da un'avventura telefonica. Che è successo poi? Da un'avventura telefonica, vedendo o sentendo tante persone che erano un po' dubbia, abbiamo deciso di fare questo evento qui in Sicilia, ma ne faremo altri nelle altre regioni, ne faremo anche altri qui. Qualora dovessero accettare le persone qui in Sicilia, avremo un buon consenso. Noi non è che li abbandoniamo solo perché si sono iscritti con noi, al contrario, organizzeremo addirittura a Natale una grande e bella cena tra tutti noi, perché la parola unione deve essere quella primaria, quello è importante. Quasi 4 ragazzi su 10 di quelli che vivono in provincia di Agrigento sono dei cosiddetti NEET, cioè non lavorano e non sono inseriti in un progetto di formazione. Il 16% ha lasciato la scuola con la sola licenza media. Sono dati allarmanti quelli realizzati dal centro studi Open Polis per la realtà agrigentina, che misurano appunto la percentuale di giovani tra i 15 e i 24 che ha lasciato gli studi con la sola licenza di terza media e quelli nella fascia
fascia 15-29 che non lavorano e non studiano. Agli arresti domiciliari sono finiti 3 ragazzi di Sciacca che al termine di meticolose indagini condotte dai carabinieri sono stati individuati come autori di una rissa avvenuta alla fine di maggio tra bande contrapposte di Sciacca e Ribera. I dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha diretto le indagini a carico di 3 ragazzi indagati in concorso per rissa, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'attività di indagine condotta dalla stazione dei carabinieri di Sciacca che ha portato all'emissione delle misure cautelari nasce a seguito di una violenta rissa tra giovani tra Sciacca e Ribera avvenuta la notte tra il 30 e il 31 maggio a Sciacca in località Stazione, luogo di ritrovo di numerosi giovani, rissa che si è protratta subito dopo lungo il viale delle Terme dove i ragazzi arrestati sequestravano la vittima principale della rissa, un ragazzo 19enne riberese il quale dopo essere stato sequestrato e ulteriormente percosso veniva abbandonato esanime a terra. Le indagini svolte hanno permesso di identificare i soggetti intervenuti nella rissa e le modalità in cui la stessa si è svolta con le varie evoluzioni. Nella circostanza la vittima riportava un trauma cranico minore ed altre lesioni con prognosi di 20 giorni, mentre altri giovani coinvolti nella rissa riportavano altre lesioni giudicate guaribili dai medici da 2 giorni a 10 giorni. La rissa, nata per rivalità e rancori tra un gruppo di giovani saccensi e l'altro di Ribera e innescata a seguito dell'assunzione smodata di sostanze alcoliche, poteva portare conseguenze ben peggiori per l'incolumità dei giovani. Sono numerosi i controlli che l'Arma dei Carabinieri esegue nelle ore serali e notturne, soprattutto nella zona dove si sviluppa la movida saccense, anche al fine di prevenire casi analoghi. Contrasto alla guida in stato di ebbrezza in 3 sorprese al volante in condizioni di alterazione alcolica. Scattano le denunce. La Polizia di Stato in questi giorni ha messo in campo dei controlli specifici che hanno permesso di individuare delle persone tutte fra i 20 e i 30 anni che stavano guidando nonostante avessero valori di alcol superiori al dovuto. I posti di blocco si sono tenuti a San Leone e gli agenti della Polizia Stradale hanno denunciato 3 persone trovate con valori di alcol tra 0,96 e 1,58 grammi litro. I denunciati stati sorpresi anche a procedere contromano e senza assicurazione ai mezzi, mentre un quarto soggetto, un 49enne di Agrigento, è stato sanzionato perché sprovvisto di patente in quanto mai conseguita. 2 le auto poste a sequestro o a fermo amministrativo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Goletta Verde ad Agrigento. I risultati dei prelievi effettuati alla foce dei fiumi saranno resi noti venerdì prossimo. Intanto oggi e domani Legambiente terrà una campagna di sensibilizzazione con i bagnanti. Vediamo. Goletta Verde sbarca ad Agrigento per il monitoraggio delle acque marine, sperimentata la formula della Citizen Science che in tutta la Sicilia ha visto in prima linea ben 15 team di volontari impegnati per effettuare i prelievi. Nell'Agrigentino sono stati effettuati 3 prelievi che hanno interessato altrettanti sbocchi fluviali ed esattamente la foce dell'Acragas, quella del fiume Naro e a Sciacca il torrente Canzalamone. I risultati delle attività di campionamento saranno resi noti venerdì prossimo 31 luglio, mentre oggi e domani a Maddalusa e a Cannatello ad Agrigento si terranno 2 giornate all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini per promuovere la corretta fruizione dell'ambiente spiaggia-mare e per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Le 2 giornate di sensibilizzazione spiaggia dal punto di vista organizzativo fanno capo al Circolo Legambiente Rabat di Agrigento, collaborato dagli operatori e dai volontari del Servizio Civile Universale, delle riserve naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muxaro. L'iniziativa dalle 9 alle 13 rispettivamente a Maddalusa e al Lido Cannatello consisterà nell'allestimento e spiaggia di un punto di informazione e divulgazione per la corretta fruizione dell'ambiente spiaggia-mare, con un focus specifico sul problema dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e sullo sforzo che tutti possono e devono fare per combattere il fenomeno, ponendo in essere comportamenti corretti che siano d'esempio per tutti. In particolare verrà promossa tra i bagnanti la Goletta Challenge, vera e propria sfida social dell'estate attraverso la quale Legambiente invita a ripulire dai rifiuti
minuti, anche solo un piccolo pezzettino di spiaggia, e a condividere per l'appunto la foto di questo impegno sui social, sfidando poi 3 o più amici a fare altrettanto e contribuendo così ad una catena di buone azioni in difesa del pianeta. Tra coloro che si lasceranno coinvolgere nelle sfide che saranno proposte nel corso delle 2 giornate, in palio gadget targati Legambiente. Goletta Verde è la storica campagna estiva di Legambiente, giunta alla 34esima edizione, che quest'anno, in ragione della normativa anti-Covid, non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione, ma viaggia idealmente lungo la penisola grazie ad una ancora più intensa partecipazione attiva dei cittadini attraverso la citizen science e la promozione della territorialità in difesa delle acque e delle coste italiane. Nelle zone inquinate indicate da Goletta Verde sono vigenti divieti di balneazione e di pesca, nonché l'utilizzo delle acque di mare a qualsiasi scopo in alcuni tratti della costa ricadente nella perimetrazione del territorio comunale, in coincidenza con la stagione balneare fino al 31 ottobre prossimo. Non si può però dire che i bagnanti vengano informati a dovere, anzi tutt'altro. La cartellonistica in spiaggia è praticamente inesistente, anche se è obbligatoria da 3 anni per i comuni costieri. I cartelli di divieto e di balneazione sono merce rara. Si tratta di un problema che non va minimamente sottovalutato, dice Goletta Verde, perché mette a rischio la stessa salute dei bagnanti. Dopo l'incontro dei giorni scorsi che si è svolto al Centro Culturale San Domenico di Canicattì, i sindaci delle città attraversate dalla tratta ferroviaria Modica-Caltanissetta hanno inviato una nota al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, con la quale chiedono un incontro per discutere del potenziamento delle corse. Vediamo. Dopo l'incontro dei giorni scorsi avvenuto al Centro Culturale San Domenico di Canicattì, i sindaci delle città attraversate dalla tratta ferroviaria Modica-Caltanissetta hanno inviato una nota al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, con la quale chiedono un incontro in cui per discutere del potenziamento delle corse. Gli amministratori che hanno sottoscritto la lettera sono il sindaco di Licata Pino Galanti, quelli di Ravanusa e Campobello di Licata, rispettivamente Carmelo D'Angelo e Giovanni Picone, e il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. A sostegno dell'avvertenza anche il parlamentare regionale di Gela Nuccio Di Paola e i sindaci di Gela e Caltanissetta. Stanchi del poco interesse prestato da Trenitalia e Rete Ferrovie Italiane, si legge nella nota, per questa zona geografica e per le esigenze delle proprie comunità, i sindaci hanno deciso di agire nell'interesse del territorio e dei pendolari per cercare soluzioni utili e attuabili in tempi brevi. I sindaci evidenziano che nel concreto il nostro territorio, che vanta un vasto bacino di utenza, non riesce a trarre vantaggio e possibilità di rilancio grazie alla rete ferroviaria, in quanto allo stato attuale gli orari dei treni non consentono agli utenti di poter raggiungere le principali città siciliane interessate, Palermo, Catania, Enna, Gela e Caltanissetta, in orari d'ufficio, impedendo di fatto a lavoratori, insegnanti e studenti universitari di poter usufruire di questo mezzo pubblico per recarsi nei luoghi di lavoro e nelle sedi universitarie, di evitare la congestione del traffico nelle strade e soprattutto poter viaggiare in maggiore sicurezza. È bene ricordare, concludono gli amministratori, che Gela, Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Caltanissetta e tutto l'Interland contano un bacino di utenza di oltre 350.000 persone. Sopralluogo lunedì a Messina da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture al grande cantiere del viadotto Ritiro, per fare il punto sullo stato dei lavori, su eventuali ritardi e per valutare sul posto ogni possibile soluzione per accelerare i lavori. Si tratta di uno dei cantieri in corso fra i più complessi non solo in Sicilia, ma dell'intera Italia, posto su una strategica arteria come la 20. I lavori proseguono con tantissimi disagi per gli utenti. Una mobilità compromessa, code chilometriche sotto il sole e il disagio evidente per tanti cittadini, difficoltà che si conoscevano e prevedevano da tempo. Il segretario generale della CISL Messina, Antonina Librandi, e il segretario generale della Filca CISL di Messina, Giuseppe Famiano, chiedono un intervento immediato affinché sul viadotto Ritiro vengano apportate quelle modifiche alla viabilità necessarie per far defluire meglio il traffico sostenuto soprattutto di questi mesi. Disagi cronici che erano stati previsti nell'aggiudicazione dell'appalto, ricordano Librandi e Famiano, e che erano stati oggetto anche della valutazione dei requisiti dell'offerta più vantaggiosa. Inizialmente era previsto il mantenimento di almeno una delle 2 carreggiate per consentire la demolizione e la ricostruzione dell'altra. Questo non è avvenuto ed a pagarne le spese sono i cittadini, i lavoratori pendolari, gli operatori commerciali e industriali, che hanno come unica possibilità il passaggio sul gommato in quel tratto autostradale.
La CISL e la Filca CISL di Messina chiedono che vengano avviate le opportune modifiche sulle fasi della realizzazione dell'opera e una ulteriore valutazione delle possibili alternative da mettere in campo per alleviare il disagio di tanti cittadini costretti a code chilometriche e di ore sotto il sole cocente. La soluzione sembra che i comuni cittadini si debbano abituare a viaggiare con un'ora di ritardo ogni mattina, rimanere in coda nell'autostrada tra Villafranca e Messina per oltre un'ora. Questa mattina un altro incidente che ha rallentato ancora la coda, perché io personalmente ho assistito a un auto articolato che si è fermato dopo la rotatoria di Giostra, rallentando ancora e impedendo e tappando di fatto la possibilità di utilizzare la tangenziale da Giostra a Boccetta, ancora più file. Sembra che non interessi a nessuno, che non ci siano responsabili nel Consorzio Autostrade, alla Regione. Sembra che il Comune abbia alzato bandiera bianca dopo aver avanzato le prime proposte per risolvere questo problema. Noi come sindacato lo abbiamo denunciato, vorremmo anche da cittadini che qualcuno prendesse la responsabilità di quello che sta accadendo. Il sindacato ieri ha acceso i riflettori sulla questione dei porti e della navigazione, un interessante focus sottolineando che dal mare arriva la ricchezza della città, si parla di opere, di infrastrutture, qualcuno torna a parlare di ponte sullo stretto, ma poi ci sono i paradossi, non riusciamo ad aprire le due bretelle che collegano l'autostrada con la zona dell'Annunziata e Saiachiddu, non riusciamo ad avere una mobilità accettabile per i cittadini, qualcuno torna a insistere sull'argomento ponte, voi come la vedete? Chi insiste in buona fede sull'argomento ponte mette in campo un argomento che ci parla di sviluppo di una terra. Purtroppo la realtà ci racconta di 20 anni di ritardo in semplici svincoli autostradali, come nel caso di Giostra, delle difficoltà ad aprire le bretelle di collegamento tra Giostra e Annunziata, ma anche di 5 anni di frana sulla A18 che ancora è a Letojanni ed è una cesoia fra Messina e Catania. Purtroppo non è disfattismo, è la realtà dei fatti. Una classe politica, una classe dirigente che ha portato la Sicilia a un grado di arretratezza tale per cui non siamo veramente degni di un paese europeo, con difficoltà può parlare di ponte. Dovremmo parlare innanzitutto di recuperare tutto il gap infrastrutturale, ma anche quello che è la fase di progettualità di un territorio che purtroppo è ferma veramente ai tempi dell'anteguerra, e invece noi col ponte dovremmo proiettarci al futuro. È sicuramente un discorso che va affrontato, ma va affrontato nelle sedi opportune, perché la realtà ci racconta veramente un'altra storia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.